C'è chi si prepara al gran ballo dei playoff, chi invece deve amaramente lasciare la Serie A dopo una lunga e prestigiosa permanenza. La Germani Brescia ospita al Palla Leonessa l'Epicasa Brindisi nell'ultimo turno di regular season. Palla ancora appoggiata a Miro Bilan che trova Achele, deve tirare lo scadere dei 24 secondi. Sono 5 punti consecutivi per Nicola Achele. Nuovo Bilan, il taglio di Cristo che può andare a depositare, l'area è troppo libera. Barnell che prova ad attaccare, trova il taglio di Massiburg che va poi ad appoggiare. Washington vuole fare impazzire letteralmente Cobbins, alla fine trova il pertugio giusto per far girare il pallone, prima a Risma poi a Lajeschi, seconda tripla consecutiva. Errore al tiro di Kwonu, bravo Cobbins a realizzare. Lombardi ritorna dal suo playmaker, ancora la scelta di negare il pick and roll a Washington. Smith, palla interna per Risma da 3 punti. Morris. Lombardi che va a sbagliare di nuovo, poi tap out sbattuto al tabellone di Gabriel e la schiacciata di Miro Bilan. Jamel Morris prova ad attaccare sulla linea di fondo, 2 secondi, deve mettersi in proprio, gran canestro di Morris. Della Valle in transizione da 3 punti. Dai, vai, clamoroso manuale di tecnica sfogliato dalla coppia Della Valle Bilan. Dobbiamo essere più attenti, lucidi per tutti i 24 secondi. È una partita vera perché noi vogliamo prepararci per i playoff al meglio e questo può essere una partita per prepararci al meglio. Ancora Semaj Criston, si deve mettere in proprio Achele allo scadere del tempo. Nicola Achele. Prova ad andare fino in fondo. Fenwick Blairtrey, grande talento del giocatore americano. Washington cerca il compagno di squadra, non lo trova. Cobbins a schiacciare in contropiede. Alza la voce la Germani. Messeburg, palla ancora per Cobbins, sopra il ferro, non va bene il primo canestro, va bene il secondo. Morris va ad attaccare ancora fino in fondo con la mano sinistra a realizzare. Amedeo Della Valle, comoda giornata in ufficio per lui. Qui la tripla di Kenny Gabriel. Morris nell'angolo, Washington da 3 punti, ancora il folletto brindisino, questa volta a segno. Gabriel ci prova, sostenuto dall'urlo del pubblico e ci riesce. Errore di Brindisi, vola Kenny Gabriel. Vuole giocare ancora Brescia, non si accontenta, più 20, firmato da Barnell. Finisce qui al Palla Leonessa il successo della formazione di casa, 94-75. Giocheremo le prime 2 partite in casa e questo è fondamentale per noi, dobbiamo continuare così con la spinta dei nostri tifosi.